Indagato per 8.000 euro, quarantenne sequestrato in auto dai creditori, la vettura intercettata dai carabinieri che riescono ad arrestare i responsabili. I soldi servivano per ottenere la cittadinanza italiana. A procedere ora alla direzione distrettuale antimafia. Un altro grave infortunio nella Marca, 43enne operaio di Bassano precipita per 9 metri dopo il cedimento del tetto del capannone dove stava lavorando. Il dramma: roncade, l'uomo in gravi condizioni. Tragedia alla Cava Mosole, oggi l'autopsia sul corpo di Andrea, il 31enne sepolto dalla ghiaia, numerose le ferite riscontrate, 2 ipotesi per la morte, soffocamento o schiacciamento toracico. Il fallimento del centro commerciale Tom a Santa Maria di Sala, la Guardia di Finanza dispone gli arresti domiciliari per 3 ex amministratori, uno di questi a Castelfranco, sequestrati anche quasi 7 milioni di euro. Nuove pattuglie pomeridiane e serali nei quartieri contro il fenomeno dei furti, l'annuncio della Polizia Locale di Treviso che traccia il bilancio del 2022, quasi 100.000 le multe staccate. La commozione e il cordoglio a Castelfranco nel giorno dei funerali di Marisa Rossi, mamma di Iole Tassitani brutalmente uccisa nel 2007, ora è tornata ad abbracciare la sua Iole. Comunali 2023, ancora da fissare la data, quasi sicuramente a maggio. Confido che non sia il 14, giorno della Giornata degli Alpini, dice il sindaco Mario Conte. Lo sport, successo numero 21 in carriera per Sofia Goggia, che ha vinto la prima discesa della Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però di entrare nel merito delle notizie vi dobbiamo dare conto di una comunicazione di servizio. Avrete visto che non è andato in onda l'edizione regionale dei nostri telegiornali delle 18:30 per un problema tecnico, ma potrete seguire tutte le notizie dal Veneto dopo l'edizione trevigiana, dopo questa edizione, quindi intorno alle ore 20. E allora iniziamo con la notizia in primo piano questa sera: un sequestro a scopo di estorsione, 3 persone finiscono in manette, l'operazione dei carabinieri di Treviso. Avevano bisogno di ottenere il permesso di soggiorno e la cittadinanza italiana per uno di loro. 3 kosovari si sono rivolti ad un loro connazionale che si sarebbe reso disponibile ad aiutarli presentandogli una persona. Per questo piacere avrebbero sborsato circa 8.000 euro consegnati direttamente a questa terza complice. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto e i soldi sono spariti assieme a quest'ultima. A rimetterci però è stato proprio il quarantenne responsabile di non aver mantenuto la promessa data. Così i 3 stranieri hanno deciso di fargliela pagare. Hanno iniziato a perseguitarlo, lo hanno chiamato più volte e lo hanno minacciato. L'uomo ad un certo punto ha ceduto ed ha accettato di incontrarli. Ieri sera si sono dati appuntamento a Olmia di San Biagio davanti ad un locale. Rivogliono i soldi, lo aggrediscono, lo tengono fermo, scatta il sequestro. L'uomo terrorizzato chiede aiuto, offre ai 3 connazionali la sua macchina come risarcimento, ma loro non ci stanno. Sono momenti concitati, i 3 salgono nell'auto della vittima e si dirigono verso la casa del quarantenne. Dietro li segue un complice con la macchina dei sequestratori. I carabinieri intanto sono già sulle loro tracce. Le 2 vetture vengono intercettate dai militari dell'Arma. In pochi istanti riescono a bloccarlo lungo la strada senza creare nessun problema ad altri automobilisti ignari di quanto sta accadendo. Scatta l'arresto. In 3 finiscono in manette per sequestro di persona a scopo di estorsione. Un'operazione dei militari dell'Arma che ha scongiurato che potesse finire in maniera ben più grave. Ora, visto il reato, sarà la direzione distrettuale antimafia a procedere. Una vicenda comunque che ha ancora molti contorni da chiarire. Le indagini dei carabinieri sono tutt'altro che concluse. Ennesimo incidente sul lavoro questa mattina nella Marca a Biancade, per l'esattezza un operaio è caduto dal tetto di un capannone da circa 8-9 metri di altezza, l'uomo è gravissimo al Cafoncello di Treviso. Buongiorno. Antenna 3. Nessuno ha voglia di parlare alla Sertec di Biancade. Lo shock per quanto accaduto questa mattina è ancora forte. È qui che intorno alle 11 si è verificato un incidente sul lavoro. Un operaio 43enne di Bassano del Grappa, dipendente di una ditta esterna di manutenzioni, stava effettuando un intervento sul tetto del capannone dell'azienda specializzata in serigrafia, quando per cause che ora dovranno essere chiarite dai tecnici dello Spisal la copertura avrebbe ceduto, facendo precipitare l'uomo per circa 8 metri. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, che dopo aver stabilizzato l'operaio lo hanno trasportato al Cafoncello di Treviso. Significativa l'immagine che riporta la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, giunta sul posto poco più tardi. Si poteva intuire vedendo il foro sul muro e quindi sul muro del tetto
e quindi si è visto chiaramente il volo che la persona ha fatto da un'altezza di 9 metri. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, giunti con 3 mezzi, tra cui l'autoscala, per mettere in sicurezza la copertura del magazzino. L'operaio nella caduta ha riportato un politrauma e si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. La prognosi al momento resta riservata. Il mio auspicio è che la persona possa riprendersi, il lavoratore possa riprendersi completamente dall'infortunio e guarire quanto prima e senza postumi. Sconvolti, racconta la prima cittadina, anche i titolari e dipendenti della Sertec. Dipendente di un'altra impresa di manutenzione, al di là che non fosse un dipendente dell'impresa, al di là che non sia un concittadino, il dispiacere è ovviamente fortissimo. Quando ti trovi di fronte a queste situazioni non puoi che rimanere scioccato, traumatizzato. È qualcosa che non si vorrebbe mai nel mondo del lavoro, non si vorrebbe in nessun altro luogo. La tragedia alla Cava Mosole, oggi l'autopsia sul corpo di Andrei, il 31enne morto sepolto dalla ghiaia. Molti traumi riscontrati sul corpo di Andrei, il giovane 31enne morto lo scorso lunedì nella cava Mosole a Spresiano. Un incidente sul quale deve essere fatta ancora piena luce. Nessun testimone era presente al momento della tragedia. L'autopsia, eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, ha rilevato diverse lesioni causate dalla caduta della ghiaia sul corpo che avrebbero portato alla morte l'operaio. Il decesso potrebbe essere avvenuto per uno schiacciamento toracico, ma anche per soffocamento. Bisognerà attendere la ricostruzione di quanto accaduto e il risultato di tutti gli esami autoptici. Sul fronte della dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri. Il cantiere intanto rimane sotto sequestro. Presto potrebbe essere effettuato un accertamento tecnico per ricostruire quel drammatico incidente. Intanto sembra affievolirsi l'ipotesi che l'uomo sia rimasto agganciato in qualche maniera al nastro trasportatore macchinario vicino al quale è stato trovato in seguito il corpo senza vita del 31enne. Andrei potrebbe essere finito sopra un cumulo di ghiaia ed essere stato risucchiato senza poter più uscire. A trovare il corpo i colleghi che avevano notato l'assenza del 31enne al termine del lavoro. Fra le domande che forse rimarranno senza risposta è perché Andrei si trovasse in quel punto. Lì, ci ha spiegato l'avvocato della famiglia Mosole, Piero Barolo, non doveva stare. Intanto nel registro degli indagati sono stati iscritti 5 componenti della famiglia Mosole, un atto dovuto, come hanno spiegato gli inquirenti. E questa mattina davanti alla cava Mosole, presidio dei sindacati. Noi all'indomani dell'infortunio siamo venuti qua in azienda per portare le condoglianze, la solidarietà al lavoratore e ai lavoratori e per chiedere un incontro all'azienda. Tuttavia l'incontro ufficiale dalla parte dell'azienda al sindacato non è ancora stato accordato e ci chiediamo quale problema ci possa essere nel parlare con i rappresentanti dei lavoratori di un tema tanto caro a noi e ci auguriamo anche a tutte le aziende, quello della sicurezza. E all'interno di questa unità produttiva ci sono anche altri lavoratori che meritano di sapere se stanno lavorando in sicurezza oppure no. Nel 2022 il Veneto registra 135 vittime, tra cui anche quelli in itinere, che ci fanno capire che abbiamo bisogno di lavorare ancora molto sul tema della sicurezza. In itinere significa i lavoratori che vanno sul posto di lavoro in macchina o che tornano a casa, il viaggio di lavoro. Sì, l'itinere è quella situazione in cui uno si sta recando a lavoro oppure si sposta per lavoro e quindi contrae l'infortunio per incidente stradale. Sappiamo che ormai è diventata una guerra tecnicamente, ci sono morti tutti i mesi. Non riusciamo a dare uno stop a questo, probabilmente mancano i controlli oppure non vengono appunto eseguite, appunto quelle normative non vengono che dovrebbero essere adottate, non vengono seguite. Noi siamo una delle province più ricche d'Italia e anche d'Europa, con una produzione vastissima in tutti i settori. E noi chiediamo fortemente che si investa, che le aziende investano nella sicurezza maggiormente, perché questa è la risposta per far calare il numero esorbitante di infortuni. Allora abbiamo bisogno sicuramente di più ispezioni, cioè
Tutte le produzioni devono sapere che ci sono dei sorveglianti che girano e controllano che la sicurezza sia applicata, ma soprattutto serve più coscienza da parte delle nostre imprese che la sicurezza è un investimento, e cioè non è una spesa, è qualcosa che serve per garantire degli standard più alti di qualità di produzione. Ci spostiamo fuori provincia, andiamo nel veneziano a Santa Maria di Sala per parlare del crack del centro commerciale Tom, agli arresti domiciliari, 3 ex amministratori della società, tra loro anche un uomo di Castelfranco. 3 arresti domiciliari. Aperto un nuovo capitolo nell'inchiesta sul fallimento del centro commerciale Tom di Santa Maria di Sala. Su delega della Procura di Venezia, infatti, la Guardia di Finanza ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 3 indagati. Arrestati 3 ex amministratori di Mira, Castelfranco Veneto e Lignano Sabbiadoro, tutti legati con vari ruoli alla società del centro commerciale Tom. Dopo un primo rigetto da parte del GIP a seguito dell'impugnazione della Procura, la misura cautelare è stata invece disposta dal Tribunale per il riesame ed ora confermata dalla Corte di Cassazione. Una complessa attività investigativa diretta dalla locale attività giudiziaria che ha permesso di raccogliere elementi indiziari a carico degli amministratori, sia di consentire alla Procura di richiedere al Tribunale il fallimento della società. Oltre agli arresti, disposto il sequestro preventivo per quasi 7 milioni di euro, provvedimento già eseguito a giugno dello scorso anno, permettendo di cautelare 11 immobili nelle province di Venezia, Udine e Treviso, 3 automezzi, quote societarie e disponibilità finanziaria riconducibili agli indagati. Nuove pattuglie pomeridiane e serali nei quartieri di Treviso contro il fenomeno dei furti. Questa è la novità in materia di sicurezza della polizia locale, che oggi, nel giorno di San Sebastiano, ha fatto il bilancio del 2022. 41.200 gli interventi, quasi 100.000 le multe staccate per oltre 9 milioni di euro. Ci siamo posti come obiettivo di continuare a alzare l'asticella della qualità e della sicurezza nei nostri quartieri con un progetto che è Quartieri Sicuri, che significa intensificare, in alcuni casi anche raddoppiare la presenza delle nostre pattuglie sia nella fascia diurna che notturna nei quartieri. Il nuovo servizio di pattugliamento è operativo da inizio anno, ma la polizia locale ha scelto il giorno di San Sebastiano per presentarlo ufficialmente alla cittadinanza. Più dispositivi con tanto di posti di controllo nei quartieri per la prevenzione dei reati, furti innanzitutto. Stiamo già raccogliendo i primi frutti con numerose segnalazioni che pervengono alle pattuglie. La polizia locale, come d'altra parte tutte le forze di polizia, è in prima linea, coordinata naturalmente dalla prefettura, per cui ci impegniamo per garantire la sicurezza ai cittadini, anche e soprattutto per cercare di limitare questa piaga sociale dei furti. Un'attività, quella della polizia locale, che procede a 360 gradi, 41.200 gli interventi gestiti nel 2022, un vero e proprio record, come quello relativo alle ore di filmati della videosorveglianza visionati ai fini di indagine, ben 6.200. Quanto alle trasgressioni, le multe staccate per violazioni del codice della strada sono state quasi 100.000, 99.152 per l'esattezza, 9.200.000 gli euro previsti per le casse comunali. Da evidenziare il boom della sosta selvaggia, circa 24.000, mentre le trasgressioni della ZTL sfiorano le 10.000, 55.000 gli eccessi di velocità. Non dimentichiamo purtroppo una piaga che sta tornando purtroppo, ripeto, in auge, è l'uso di sostanze stupefacenti, soprattutto alcol alla guida. Ogni pattuglia serale, di fronte ai controlli stradali, c'è sempre qualcuno che incappa nell'etilometro con tassi alcolici molto importanti, anche oltre l'1,5, che significa praticamente mettersi alla guida in stato di ubriachezza, neanche di ebbrezza, di ubriachezza. Incidenti stradali che continuano a essere tanti, troppi, da qui la diffusione di immagini shock anche a scopo educativo. Entrato a regime l'utilizzo dei droni, l'attività degli agenti però resta basata sulle relazioni, sui legami di fiducia. Gallo porta un esempio risalente a 3 mesi fa. Quando gli agenti che fanno servizio quotidianamente ai giardinetti di Sant'Andrea, zona Fiumicelli, sono stati avvicinati da alcuni giovani che hanno riferito che vicino alla stazione degli autobus c'era una macchina che nascondeva sotto la macchina un po' di droga. Attraverso l'unità cinofila abbiamo verificato che questa segnalazione era effettivamente veritiera, e per cui grazie a questi giovani, che spesso vengono additati come maleducati, come persone inaffidabili, eccetera, invece siamo riusciti a trovare questa droga. Oggi a Castelfranco i funerali di Marisa Rossi Tassitani, mamma di Iole, brutalmente uccisa nel 2007. La città si è stretta intorno alla famiglia.
Una delle prime cose che mi hanno detto Luisa, Rosa Maria, presentandomi la mamma, sia stata, e cito le parole testuali di Luisa, proprio questa qui. Mi hanno detto: ciò che mi dà forza è pensare che lei ora torna ad abbracciare la sua amata Iole. Una celebrazione semplice, piena di amici e conoscenti, ma anche cittadini vicini al dolore che ancora una volta colpisce la famiglia di Marisa Rossi Tassitani, già devastata per la drammatica vicenda di Iole, rapita e poi brutalmente assassinata nel 2007 dal falegname di Bassano del Grappa Michele Fusaro. Una vicenda che aveva scosso l'intera comunità di Castelfranco e che oggi si è stretta intorno ai familiari vistosamente provati da questa nuova perdita. Marisa, una donna forte fino all'ultimo respiro. Una donna coraggiosa, un vero pilastro per il marito Luigi, sia nel lavoro che nella vita, per tutta la famiglia, anche nei momenti più bui, nei momenti più duri, in questi ultimi 15 anni. Una donna riservata, dai modi gentili e garbati, mai sopra le righe, molto conosciuta a Castelfranco perché attiva nello studio notarile del marito Luigi, con cui era sposata da 58 anni. Nell'ultimo periodo era stata più volte ricoverata all'ospedale di Castelfranco ed era stata dimessa da poco. È spirata a 79 anni, immersa nell'abbraccio affettuoso dei suoi cari, che l'hanno accompagnata tutti insieme nel suo ultimo viaggio, stretti nel commovente abbraccio di una intera città che non li ha mai lasciati. Voltiamo pagina, benzinai, la trattativa deve andare avanti. A ribadirlo oggi in Veneto il ministro alle imprese Adolfo Urso, stamattina a Vicenza per la Fiera dell'Oro. Poi nel pomeriggio a Padova il ministro alle imprese è tornato anche sul caso Intel e sulle polemiche relative all'etichettatura del vino. Mi auguro che le associazioni dei benzinai comprendano l'esigenza del Paese e dei loro utenti e quindi rivedono questa decisione, come peraltro ha già fatto qualche associazione. Spera ancora in una retromarcia dei benzinai il ministro all'impresa e al Made in Italy Adolfo Urso, in queste ore impegnato in una serie di eventi in Veneto. Insomma, per Urso lo sciopero degli impianti proclamato per il 25 e 26 gennaio può essere scongiurato all'insegna della trasparenza. Urso che ha ribadito l'unione di intenti dell'esecutivo, una coesione che non si è mai vista negli ultimi anni, ha detto la volontà precisa è quella di tutelare le filiere. Nella manovra finanziaria abbiamo inserito un fondo per la filiera industriale del Made in Italy e nel contempo un collegato, una legge collegata alla finanziaria che stiamo realizzando in questi giorni confrontandoci con le associazioni di impresa, tesa a valorizzare, tutelare e promuovere meglio l'intero Made in Italy. E a proposito di filiere, Urso annuncia la linea dura del governo nei confronti dell'Europa sull'etichetta nuoce gravemente alla salute che potrebbe essere applicata sulle bottiglie di vino. Noi ci opponeremo in sede europea, così come abbiamo fatto con il Nutri-Score e l'abbiamo vinta. Ci opporremo anche a questa misura che è del tutto illogica perché tende a punire quello che tutti i consumatori nel mondo riconoscono essere il prodotto di eccellenza, appunto il prodotto del Made in Italy. Rassicurazioni precise arrivano anche sulla partita Intel, la multinazionale americana intenzionata a investire in Italia, tra le location Vigasio nel Veronese, 1500 i posti di lavoro diretti in ballo. Il governo e io stesso abbiamo un'interlocuzione continuativa sia con l'azienda, questa grande multinazionale, sia con la Commissione europea. Proprio stamattina ho sentito lo staff della Commissione che è dedicata a questo dossier perché si tratta di un investimento autorizzato dalla Commissione europea e di natura europea in più nazioni europee, l'uno con l'altro legati. E quindi io credo che si possa andare avanti, si debba andare avanti con la determinazione che abbiamo. Siamo alla politica con le amministrative a Treviso, ancora da fissare la data, quasi sicuramente sarà a maggio. Confido che non sia il 14, giorno dell'adunata degli Alpini, dice il sindaco Mario Conte, quella giornata, dice, dedicata alle penne nere. Io sono convinto che, vista la sensibilità e l'attenzione di questo governo e del ministro Piantedosi, non ci saranno le elezioni in corrispondenza dell'adunata degli Alpini, anche perché sono io stesso che sono candidato, che voglio andare a celebrare gli Alpini, tra l'altro in un'adunata molto sentita che è quella di Udine, dove c'è davvero lo spirito alpino.
In una città orgogliosamente e profondamente alpina come Treviso non si tratta di un dettaglio. Il 14 maggio infatti il ritrovo per migliaia di penne nere trevigiane sarà a Udine per la 94esima adunata nazionale. Chiaro che se le elezioni dovessero cadere quella domenica si potrebbe porre un problema serio di affluenza. Mario Conte, da sindaco e da candidato al bis, è fiducioso in una soluzione di buon senso. Io confido che venga fatta o la domenica prima o la domenica dopo, compatibilmente anche con quelle che sono le esigenze scolastiche. Quindi, no, però dico, al di là di quella che sarà la data, noi ci prepariamo, abbiamo tanto da raccontare per quello che è stato fatto, ma soprattutto vogliamo raccontare la Treviso del 2028, che è l'obiettivo che ci poniamo. Insomma, si confida in una sorta di Pax Alpina. Questo significherebbe votare il 7 o il 21 maggio. In ogni caso, Mario Conte non ha dubbi sui programmi per il 14. Io il giorno della dunata sarò a Udine con gli alpini. E sempre in tema di comunali, Rifondazione Comunista e Unione Popolare annuncia che non appoggerà il candidato del centro-sinistra De Nardi. Il voto a stragrande maggioranza è stato appunto per non appoggiare il candidato sindaco del centro-sinistra. Questa è la decisione presa in seno al Comitato Politico Federale di Rifondazione Comunista Unione Popolare riunitosi mercoledì sera. Nessun appoggio a Giorgio De Nardi, candidato sindaco a Treviso per il centro-sinistra, una porta che sembra chiusa per sempre. Il problema è che mancano proprio le basi qui per capirci. Anche ai problemi locali, secondo noi, l'attenzione è assolutamente insufficiente. Non è un'attenzione, più che altro non è che sia insufficiente, magari sarà sufficiente per loro, immagino, perché hanno fatto questa lista e saranno anche convinti. Il fatto è che noi pensiamo che questo sia un momento abbastanza difficile e drammatico da aver bisogno di quel salto di qualità. Netto è il rilievo sull'amministrazione uscente Conte riguardo il consumo di suolo, l'insufficienza del servizio pubblico e delle politiche a sostegno della povertà dilagante. Spiega Rifondazione Unione Popolare in una nota, ma anche il candidato del centro-sinistra Treviso si pone all'interno di questo quadro con una proposta che non difende i centri sociali più deboli e si colloca indubbiamente in continuità con le scelte politiche degli ultimi anni. Riteniamo sia necessario che anche Treviso sia presente un polo alternativo a quelli esistenti. Noi valuteremo tutte le offerte in campo, ma si tratta comunque di esserci con una nostra lista in appoggio ad altri oppure con un nostro candidato sindaco. Questa è una decisione che non abbiamo ancora preso, dipenderà un po' da cosa ci è offerto e un po' anche dobbiamo misurare le nostre forze in questo momento obiettivamente. Per il partito dunque si apre la fase della raccolta firme per presentare una propria lista, lasciando la porta aperta ad altre forze per un dialogo che si basi su punti ben precisi. Noi vogliamo che si prenda in considerazione il fatto del sostegno alle famiglie, ai disoccupati, alle persone, a chi in qualche modo è escluso e quindi anche a chi perderà o sta perdendo il reddito di cittadinanza, il problema della casa che a Treviso è sempre presente, il problema dei trasporti. Al Teatro Verdi di Padova per la consegna del premio Valori di Impresa che quest'anno è stato vinto dal giornalista e scrittore trevigiano Tommaso Ebert con il libro sulla vita di Leonardo Del Vecchio. Il premio è nato dalla volontà di valorizzare e promuovere la forte connessione esistente tra industria e cultura, esaltando le migliori narrazioni di impresa e del lavoro. Durante la cerimonia sono stati premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti da Confindustria Veneto Est. Per la sezione Visioni di Impresa dedicata a progetti aziendali del territorio è stato premiato il Lanificio Bottoli in gara con il cortometraggio artistico e Francesco Pretini e Pietro Suppiei, studenti dell'Università di Ferrara, che vincono con una tesi a 4 mani la sezione Studi di Impresa. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, pronti ad ascoltare le previsioni per il prossimo weekend con il generale Iannicelli. Dopo l'indebolimento dell'anticiclone che ha provocato nei giorni scorsi, nelle ore scorse, il passaggio di sistemi perturbati su di noi che hanno dato precipitazioni di pioggia abbastanza diffuse in pianura e nevicate finalmente sui rilievi, ora la pressione va aumentando. La situazione è molto più critica al sud, vedete che ciclone a cui sono associati diversi sistemi perturbati che continuano, diciamo, a imperversare sul centro e soprattutto sul sud. Comunque da noi c'è questo miglioramento, infatti prevediamo per domani ancora una nuvolosità irregolare, però con possibilità di spazi di sereno, ecco il miglioramento. Per domenica ancora una nuvolosità forse più intensa che sabato, però non sono previsti fenomeni. Per lunedì avremo un peggioramento temporaneo e poi finalmente la situazione
sarà caratterizzata da una variabilità con spazi di sereno per quasi tutto il resto della settimana. I venti permangono con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali, aria fredda, questo ha abbassato la temperatura. Prevediamo infatti per domani e per domenica delle gelate mattutine, quindi -2 per sabato, -1, -2, -1, -2 per domenica. Poi aumenterà temporaneamente e poi avremo delle piccole gelate nel corso della prossima settimana. I valori massimi dai 5,6 ai 7,8 gradi. La Tariario con questa situazione è previsto molto mosso. È tutto. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Il governo ha deciso di distribuire i migranti che attraversano lo stretto di Sicilia su tutto il territorio nazionale, facendo attraccare le navi anche nei porti di Ancona, Livorno e Ravenna. In provincia di Belluno trovare una collocazione a coloro che vengono assegnati non è semplice. Preoccupano i numeri dei migranti assegnati dallo Stato alla provincia di Belluno. La prefettura ha anche indetto delle gare per assegnare l'ospitalità retribuita a Belluno più che in altre province, ma le stesse sono andate deserte. Abbiamo deciso di coinvolgere i sindaci chiedendo loro l'aiuto per proporre strutture da adibire all'accoglienza, posto che purtroppo i nostri centri di accoglienza straordinari sono completamente pieni, sono full. Fino ad ora solo Belluno su 61 comuni aveva dato disponibilità per l'accoglienza, mettendo a disposizione una ventina di posti. Le risposte bellunesi, abbiamo registrato la sensibilità di alcuni sindaci che hanno assicurato di darci una mano nel reperimento di alcune strutture per l'accoglienza dei profughi provenienti dal Nord Africa principalmente. Possiamo dire che gli arrivi che lo Stato assegna si riescono a soddisfare in questo momento soltanto sfruttando il fatto che c'è gente che spontaneamente se ne va? Assolutamente sì, è la nostra unica valvola di sfogo in questo momento. Nei CAS sono ospitate non più di 140 persone, con un paio di arrivi al giorno. La richiesta è quella di trovare accoglienza per 200. L'interlocuzione con i comuni di maggiore dimensione continua. Nottata impegnativa, quella appena trascorsa per i vigili del fuoco operativi sul fronte degli incendi. A Laggio di Cadore si sono concluse solo questa mattina alle 8 le operazioni di spegnimento di un rogo che ha interessato il tetto e i piani alti di una palazzina. Nessuna persona è rimasta coinvolta, indagini in corso sull'origine dell'incendio, le cui cause sono in corso d'accertamento. Sembrano invece essere state originate da un mezzo agricolo, le fiamme divampate attorno alle 4 di stanotte all'interno di un'azienda agricola in località San Gottardo a Sospirolo. L'incendio ha distrutto un carro miscelatore e un escavatore, ma l'intervento dei vigili del fuoco è riuscito fortunatamente a contenere le fiamme che hanno risparmiato la vicina stalla. Anche in questo caso sono in corso indagini. La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia colma di persone questa mattina per l'ultimo saluto a Giulia Ramelli, la veneziana 34enne maestra di sci travolta e uccisa da una valanga sul Nuvolau sopra Cortina d'Ampezzo. Un sole caldo ha accolto questa mattina Giulia Ramelli per l'ultimo abbraccio profondo. Le cime delle montagne custodivano il suo sogno, diventato poi realtà, di essere istruttrice di sci. Venezia è sempre rimasta un pezzo del suo cuore. Così, questa mattina, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo non è riuscita a contenere la commozione di tutta la città e di tanta gente, arrivata fino al campo esterno a rendere omaggio alla giovanissima istruttrice di sci, uccisa da una valanga che l'ha travolta sul Nuvolao sopra Cortina d'Ampezzo. In rappresentanza del sindaco di Venezia è intervenuto alla celebrazione il consigliere comunale Aldo Reato, il ricordo della presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano. Quando finisce il viaggio della vita di una persona, soprattutto quando è così giovane, è sempre difficile trovare le parole giuste, perché il primo sentimento che proviamo è un grande senso di vuoto e di smarrimento. La città di Venezia si unisce e partecipa con commozione al dolore della famiglia di Giulia e di tutti coloro che la amavano e che l'ameranno per sempre. La celebrazione è stata presieduta da Don Filippo Gorghetto, coordinatore dell'oratorio salesiano di Castello Leone XIII, dove Giulia è cresciuta e concelebrata dal parroco di Zampirolo. Nell'omelia Don Filippo si è rivolto come in una lettera a Gesù e ha richiamato il bisogno di Giulia di provare emozioni forti, il grande senso di libertà che la ispirava. Tutti si sono stretti alla famiglia.
poi il ricordo degli amici, l'omaggio del suo professore di italiano, prima dell'ultimo viaggio in gondola fino al cimitero di San Michele, in Isola, dove Giulia riposerà per sempre. Resti vivo in tutti noi il ricordo di questa giovane donna, la cui vita si è conclusa così tragicamente troppo presto. Centinaia di agenti in rappresentanza delle polizie locali del Veneto si sono dati appuntamento a Belluno per celebrare San Sebastiano, loro patrono, e la seconda edizione della giornata regionale delle polizie locali. Alzabandiera in Piazza dei Martiri, poi la messa solenne in Duomo. Un clima decisamente invernale con temperature abbondantemente sotto lo zero ha accolto stamani a Belluno centinaia di agenti in rappresentanza delle polizie locali del Veneto che oggi celebrano il patrono San Sebastiano e la seconda edizione della festa istituita con decreto della Regione nel 2019. Oggi è un vero piacere poter ospitare la seconda giornata della Polizia Locale del Veneto e poter ospitare tutti i comuni del Veneto in questa splendida cornice di questa città di Belluno e l'orgoglio è ancora maggiore perché la nostra celebrazione viene subito dopo quella avvenuta lo scorso anno a Venezia, quindi è un motivo di soddisfazione in più. Alza bandiera sulle note dell'inno nazionale in Piazza dei Martiri, poi in corteo agenti e autorità accompagnati dalla banda della Polizia Locale di Venezia hanno raggiunto il Duomo per la solenne messa celebrata dal vescovo Renato Marangoni. Carissime polizie locali, se operate nell'amore e se tendete alla verità, c'è un'autenticità di vita, c'è un bene comune da cercare insieme, da condividere, da costruire. Dopo la funzione religiosa, i rappresentanti delle polizie locali del Veneto si sono ritrovati nella sala teatro del Giovanni XXIII per la cerimonia di consegna degli attestati per meriti speciali a 43 agenti appartenenti alle municipali della regione alla presenza dell'assessore Cristiano Corazzari. Sono il primo e più vicino presidio di legalità sul territorio, ha detto l'assessore regionale, che ha sottolineato la necessità di una riforma del corpo attesa da molti anni. Il ruolo della polizia locale sta cambiando, i nostri compiti cambiano con l'andare avanti dei tempi, la comunità ha esigenze sempre diverse e noi siamo sul territorio per rispondere alle esigenze della collettività. Agli agenti in festa quest'oggi non un tributo simbolico, ma la riconoscenza di tutta la comunità. Il cambio di scenari in corso a livello internazionale con il rientro di produzioni che si erano progressivamente allontanate dalla casa madre potrà cambiare il mercato del lavoro. Gli addetti ai lavori si preparano e si confrontano per essere preparati ad affrontare e gestire nuove opportunità. È quello che è accaduto a Feltre. Lavoro, welfare e servizi sociali, sfide e opportunità. Se ne è parlato in un incontro ospitato dal Museo Diocesano di Arte Sacra di Feltre con la partecipazione dei protagonisti del mondo occupazionale con l'intenzione di farsi trovare pronti dalle novità che si profilano all'orizzonte. Quello che sta succedendo nel mondo porterà nuove lavorazioni in Italia, nuove produzioni in Italia, il famoso backshoring, e questo costituirà l'occasione, ad esempio, per uno scambio che a fronte di forti recuperi di efficienza non si limiti a remunerarli con maggiori retribuzioni, ma anche a convertire parte di quelle maggiori retribuzioni teoriche in assorbimento di persone fragili. Anche nel territorio bellunese, che viene considerato un esempio, una gestione sinergica tesa a individuare soluzioni industriali a casi di crisi per salvaguardare l'occupazione, anche quella più fragile, ha dimostrato i buoni risultati. L'esempio più fulgido? L'esempio più fulgido del Veneto, della provincia di Belluno, è sicuramente Ideal Standard, ma consideriamo anche il salvataggio di ACC. Modelli studiati, interconnessioni possibili per aprire nuove opportunità, specie con riguardo alle fasce lavorative più fragili. Modelli però che dovranno essere messi alla prova nei nuovi scenari in via di sviluppo. Belluno è la provincia del Veneto con il più alto tasso di positiva tensione comunitaria e quindi è il territorio ideale per questa sperimentazione. Lo sport con il successo numero 21 in carriera per Sofia Goggia, che ha vinto in 1.33.47 la prima discesa della Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo. Ora è di nuovo a fianco di Federica Brignone.
ex equo come azzurre più vincenti di sempre in Coppa del Mondo. A Cortina, dove lo scorso anno fu vittima del terribile incidente che rischiò di impedire la partecipazione olimpica a Pechino, poi invece finita con un memorabile argento, Sofia ha messo in mostra una sciata molto compatta e sicura, ma non impeccabile, ha detto la perfezionista campionessa bergamasca, per la quale è stata comunque una gara sofferta perché temeva che qualcuna delle rivali potesse fare meglio, magari grazie alla visibilità che è progressivamente migliorata. Complimenti dunque a Sofia Goggia. Si chiude questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, vi lascio le previsioni meteo, poi la pubblicità e poi vi ricordo che torneremo in onda con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento. La fase meteo di stampo invernale entra nel vivo sul nostro territorio. Bel tempo e clima freddo. Il dettaglio di sabato 21 gennaio. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, con cielo poco o parzialmente nuvoloso, venti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti e sulle Prealpi permane un marcato pericolo di valanghe grado 3 della scala di riferimento. Temperature in lieve calo, le minime saranno sotto zero praticamente ovunque, massime tra i 4 e i 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui sarà possibile una maggiore nuvolosità in corrispondenza dei monti. Altrove tanto sole e cielo sereno. Soffierà bora molto forte sulla costa. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con velature e locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime sotto zero, massime sui 2-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.